Bomba dell'ultimo minuto. Il futuro di Victor Osimhen sta per essere deciso e il Napoli ha già stilato il piano definitivo. L'attaccante nigeriano sarà ceduto entro la fine di giugno. La notizia è stata confermata dal noto giornalista Fabrizio Romano e riguarda una mossa strategica che potrebbe avere un impatto diretto sul prossimo ciclo del club. Restate con me fino alla fine per scoprire tutto sul passato e sul possibile destino di Osimhen. Prima, però, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia dal nostro amato Napoli. Andiamo subito al sodo. Secondo Romano. Il Napoli non vuole ripetere gli errori della scorsa finestra di mercato e ha deciso che la cessione di Osimhen deve essere conclusa entro giugno, prima della fine dell'esercizio finanziario in corso. Questo permetterà al club di liberare budget e di pianificare l'arrivo di rinforzi per Antonio Conte. E per questo Aurelio De Laurentiis è disposto ad ascoltare offerte al di sotto della clausola di 75 milioni di euro, che, va ricordato, è valida solo per i club esteri. Il mercato è già attento. Il Manchester United continua a essere una delle principali parti interessate al numero 9, che in questa stagione ha segnato 26 gol sia con il Galatasaray che con la nazionale nigeriana. Ma non è solo la Premier League a volerlo, anche i club dell'Arabia Saudita hanno ricominciato a guardare al giocatore, offrendo stipendi astronomici. La scorsa stagione, Osimhen aveva anche preso in considerazione un trasferimento, ma De Laurentiis aveva posto il veto. Ora, con l'appoggio del presidente, lo scenario è ben diverso. La domanda che ci si pone ora è: dove andrà Osimhen? Preferirebbe restare in Europa, giocare in Serie A e stare sotto i riflettori? Ma un'offerta milionaria dall'Arabia potrebbe pesare sulla bilancia, soprattutto se il Napoli è disposto a trattare per una cifra inferiore alla clausola. Allora, tifosi, il Napoli fa bene a cedere Osimhen in questa stagione, anche se accetta offerte inferiori alla clausola. E quale sarebbe, secondo voi, la destinazione ideale per il numero 9? La Premier League? L'Arabia Saudita? Un altro gigante europeo? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito.